Signori, la notizia è partito? Bene, allora adesso siamo sicuri. Da mercoledì vado a Cologno Monzese, vado negli studi di Mediaset a registrare La Sai l'ultima. Mi hanno chiamato, mi hanno selezionato, ho fatto due provini, sono rimasti contenti, quindi andrò a cercare di far ridere l'Italia, non solo il Friuli, ma l'Italia. È una bella soddisfazione. È un impegno, però la prendo con entusiasmo, con serenità e con semplicità come sono io, una roba vergognosissima e speriamo me lo possano far dire. Per questa è la frase che mi ha contraddistinguito, che mi ha dato la possibilità di farmi un po' conoscere a tutti voi. Grazie ancora sul canale YouTube. Le notizie le metteremo a breve di quando sarà la registrazione, di quando sarà la puntata, eccetera. Quindi ancora grazie e vi lascio con una chicca di Bramieri che raccontava negli anni 70. Io seguo molto Bramieri da Porto, sapete, anche Proietti, le barzellettine mie. Questo giovane va all'ufficio brevetti e dice: ho brevettato una cosa nuova. Dimmi, ho brevettato un gancio salvavita per paracadutisti. Ma come funziona? Allora, il paracadutista si butta, apre il primo paracadute, non si apre, apre il paracadute di riserva, non si apre, col mio gancio si aggancia e si salva. Ma scusa, dove si aggancia? Ma scusa, non posso mica inventare tutto io, eh? Une robe vergognosissime. Ciao, ciao, ciao.